giochiamo assieme al nostro ospite misterioso, perché prima abbiamo presentato Gabriele Coassin come urbanista 40 anni fa, ma questa sera lui giocherà con noi. Presentiamo allora Gabriele Coassin, trevigiano di nascita, fotografo, scrittore, pubblicitario, freelance, macchina più ne metta. Come mai questa sera, professore, scrittore, fotografo, cosa ci presenta, cosa sono tutte queste cose che vedremo? Allora, andiamo a vedere questi oggetti qui alla mia destra e cercheremo di capire subito con i presenti se tra questi oggetti ce n'è uno estraneo, perché voglio farvi un quiz. Allora, degli oggetti che potrebbero essere estranei abbiamo questo meraviglioso, si può anche vedere una fotografia delle mie allieve la prima volta che gli ho mostrato questo oggetto e che praticamente si stavano interrogando che cosa fosse. Allora ho fatto le seguenti domande, dopo ve lo dimostro dal vivo, anzi meglio che ve lo mostri subito, lo giro in modo che possiate vederlo meglio. Dunque, si può impugnare così, allora per esempio se io lo impugno così potrei chiedervi se questo può essere il primo modello di una fotocamera reflex, per chissà che cos'ha, oppure io potrei dire che questo potrebbe essere semplicemente un pentolino vittoriano per fare il tè, per i picnic delle battute di caccia. Oppure potrebbe essere un sistema di aerosol utilizzato nell'Ottocento, si mette dentro una candela per scaldare i fumi di eucalipto e poi metto qui e respirando faccio l'aerosol. In alternativa potrebbe anche essere un periscopio. Io posso essere un cacciatore e da qui guardo fuori per vedere se si sta avvicinando la preda, o in alternativa, scusate c'è una cosa che si muove dentro. Sì, appunto, che curiosa, che roba, cosa sia? Dopo vi dico. E allora in alternativa io mi metto con l'amante in una barchetta e uso questo periscopio per guardare fuori se arriva con il moscone la mia mogliettina per spiarmi. Potrebbe essere un endoscopio. Può essere anche all'incontrario. Può essere anche al contrario, ma certo. È sempre noi altri che spiego. Può essere un endoscopio, te lo ficco in gola e guardo se c'hai la tonsillite. Non dico che potrebbe essere utilizzato per fare la colonscopia, perché sarebbe anche un po' peggio, no? Insomma basta, mi fermo. Oppure potrebbe essere qualcos'altro ancora. Allora, invito i presenti a pronunciarsi e poi vi svelerò che cos'è. Allora, iniziamo subito dalla nostra nuova ospite, che è Sofia Rigatto, studentessa universitaria in Scienze e Tecnologie Alimentari. Vediamo se capivo qualcosa a te, perché mi non dico cosa che a me sembrava, o dirò dopo. Cosa sembra questa cosa a te, Sofia? Intanto buonasera, e secondo me è la prima opzione che ha detto e assomiglia di più a un prototipo per l'obiettivo della fotocamera. Di fotocamera reflex. Vabbè. E tu? Fiorenza? Io, nella mia ignoranza, perché non conosco bene, però anch'io propendo per la sua prima ipotesi che sia un primo modello di fotocamera uno dei primi reflex. Modelli, presumo. Dottor Mazzavilla? Mi allineo perfettamente, nel senso che la posizione di quell'aggeggio che è lì davanti mi sembra che sia una specie di obiettivo, e quindi è un obiettivo primitivo, diciamo così. Quello spazio davanti veniva messa probabilmente la pellicola sensibile o qualcosa è il primo modello di macchina fotografica, o perlomeno di ripresa. Va bene, non ci avete azzeccato nessuno dei tre, perché avete dato tutti e tre la stessa risposta, e adesso vi faccio... non mi domanda cosa che mi pare a giusto, me, guarda che... Ma era per aiutarti. A me mi pare un macina caffè.
Ecco, benissimo, allora siamo già all'ipotesi alternativa, complimenti. Manco qualcosa di diverso. Allora, la cosa che si muoveva dentro è che incuriosiva la Mirella. È la base dove mettere la lampada a petrolio per proiettare la luce. Questo è il camino per far uscire il fumo e il calore, che altrimenti brucierebbe l'immagine, perché questa è una lanterna magica. La lanterna magica è l'antenato, il proiettore, queste immagini meravigliose, assolutamente disegnate a mano fin dal Settecento, con una perizia e con un segno sottilissimo, perché quando è ingrandito deve restare nitido. Era praticamente l'evoluzione tecnologica del contastorie. Sapete, quello che andava nei villaggi con i cartelli, con le immagini e con la bacchettina segnava le vignette per raccontare le storie. L'evoluzione è stata: facciamo le vignette piccoline e le proiettiamo nelle case, nelle parrocchie, venivano usate dai parroci per spaventare il pubblico, per fargli vedere il demonio, che cosa c'è nell'aldilà, e poi anche in piccole sedute private nei club per vedere delle figurine un po', insomma, con le signorine non tanto vestite. Hai capito, ecco. Già all'epoca guardavano le signorine, però lei, professore, è qui perché lei è schiacciato, perché non riesce ad avere una sede per fare una cosa bellissima che è il museo didattico. Cosa è successo, professore? Allora, intanto io vi ringrazio del professore, è vero che ho insegnato all'università per 11 anni, all'Accademia Belle Arti, eccetera, eccetera, però diciamo che io sono anzitutto un artigiano del Nord-Est. Che poi l'università e le accademie si siano accorti che hanno bisogno degli artigiani per studiare, approfondire e portare ai giovani tutto questo sapere manuale, tecnico, che altrimenti va perso, è stata una cosa meravigliosa per me. E quindi il fatto di aver potuto fare questa cosa dall'Università di Pisa a quella di Udine, Venezia, eccetera, per me è stata straordinaria. Però resto sostanzialmente un artigiano che mi piace fare queste cose. Però dopo tanti anni di esperienza ho visto che bisogna portarle ai giovani anche al di fuori dell'università. Allora, che cos'è questo progetto? Il progetto può essere diviso in due filoni. Uno, che è quello di recuperare la conoscenza di questi strumenti per imparare a usare quelli nuovi. Ecco. Vedete qui questa macchina fotografica che è fatta come le macchine fotografiche più antiche, usa un negativo grandissimo che si mette qui e i miei studenti sono rimasti allibiti da vedere la differenza di qualità che c'è rispetto a una fotografia fatta col cellulare, di cui tutti andiamo a dire meraviglie perché viene sempre bene, e abbiamo fatto una prova molto semplice, una fotografia con questa macchina e a fianco la fotografia col cellulare. Io ti faccio una fotografia da dove sei lì, col cellulare, ingrandisco, quando arrivo al primo piano dei tuoi occhi sono diventati una frittata di pixel. Ingrandisco questo negativo, ingrandisco, io posso farti un manifesto grande come lo sfondo qui e resta perfettamente nitido. Quindi il motivo per cui ancora oggi certi studi continuano a utilizzare queste macchine è perché la qualità è impagabile e irraggiungibile. Il vecchio vince sul nuovo. Solo che qui tu la puoi smontare tutta e un ragazzo capisce perfettamente come funziona e ha consapevolezza di quello che serve per diventare fotografo. Col telefono cellulare che fa tutto da solo questa consapevolezza non ce l'hai. E quindi il mio progetto è di portare questo strumento per farlo diventare da una parte competenza e dall'altra creatività. Ma io vedo anche altri oggetti. Cosa ci ha portato, professore? Allora, magari di questi oggetti parliamo dopo, perché prima bisognerebbe capire a cosa servono. Allora, un oggetto che non ho portato è un giradischi vecchio, un grammofono. Abbiamo un piccolo servizio video fatto dal mio amico Igor Francescato, che ha lavorato anche qui tanti anni fa, adesso lavora in Rai, e fatto in maniera molto semplice, velocissima, simpatica, su come capire i principi di funzionamento del sonoro, come funziona un microfono oggi, come funziona un altoparlante oggi, partendo da un vecchio grammofono. Guardiamo il video.
Domanda per il pubblico. Vai. Come fa un grammofono Come questo? come questo, senza corrente elettrica, senza batterie, a far sentire l'audio? Allora, con la manovella si carica la meccanica che fa girare il disco. Ma, non ha Ma neanche l'amplificazione l'amplificazione dov'è? avviene in maniera semplicissima per via meccanica. Meccanica? Un ago da cucire, Stecchetto stecchetto da spiedino, da spiedino, un cartoncino, nero, l'ago sì, mosso dai solchi dai solchi. fa muovere il cartoncino muove l'aria produce il suono. Ma dai, Provare per credere. no. Ma non è stereo. Stereo. Buonanotte. Incredibile. Allora, abbiamo visto queste belle immagini. Cosa ci può dire? Che praticamente quando tu capisci che semplicemente un ago si muove nel solco, che fa muovere il cartoncino e produce il suono, hai già capito il principio di funzionamento di un microfono. Dopodiché, quando entriamo nel dettaglio di perché non si usano più i vecchi microfoni, perché adesso si usano quelli digitali, Sì. è un'altra trasformazione ancora, ma la capisci perché sai qual è il principio di funzionamento. E la stessa cosa vale per l'ottica, per la fotografia, per il cinema, di cui vediamo qui una cinepresa Un altro oggetto che lei degli ci ha anni, portato. degli anni 70, che per esempio quella cinepresa lì si pensa che sia assolutamente obsoleta. Io ci facevo i film negli anni 70, però ho continuato a usarla nel tempo e ancora adesso faccio le animazioni a scuola con questa qui, con la pellicola. E perché viene usato ancora uno strumento del genere? Se tu, operatore di National Geographic o della BBC, vai nelle calure del Kenya o al Polo Nord, pensi che ti funzionino le cose digitali? No, queste funzionano ancora. Quindi Pensate, sentite, ci che sono bello. situazioni in cui la cinepresa a manovella è l'unico strumento che ancora funziona. E anche qui, nel momento in cui tu ne prendi consapevolezza, impari a usarla, dopo il digitale, le telecamere che ci stanno riprendendo adesso diventano uno strumento molto più familiare e di cui conosci i principi di funzionamento. Tutto questo non è solo per una trasmissione di un sapere tecnico, ma perché poi, come diceva il grandissimo avvocato pacifista, il Mahatma Gandhi, possiedi le tecniche e le idee si realizzeranno da sole. Cosa vuol dire possiedi? Cioè domina la tecnologia e poi riuscirai a realizzare le idee. Altrimenti puoi essere un grande fantasioso creativo, ma non riesci a trasformare in qualcosa di concreto la tua creatività. Allora, continuiamo a giocare, professore. Adesso con cosa giochiamo? Allora, adesso vi devo dire una cosa. Dopo parleremo di perché sono schiacciato e quindi del progetto, però Sì. intanto per realizzare questo progetto c'è bisogno di recuperare queste macchine. Alcune sono mie, le ho comprate nel corso degli anni, altre mi arrivano in donazione. Perché da quando ho cominciato a parlare di questa possibilità di portare ai ragazzi nelle scuole, ma anche vedo che sono interessate persone di tutte le età, questi strumenti e capire come funzionano, mi arrivano. Per esempio questa reflex Nikon con lo zoom, un omaggio, però ve lo dico già, in Germania e in Inghilterra la trovate tranquillamente a 20-30 euro. Ecco, perché è importante uno strumento così vecchio e che costa così poco? Sempre intanto per il principio di funzionamento che ti permette di capire meglio quelle digitali, perché alla fine è quello il funzionamento, ma soprattutto per i signorini dei miei allievi che tirano sempre fuori la scusa che non possono fare il lavoro perché non si possono comprare una reflex da 500 o da 1000 euro. Questa al massimo 30 euro. E per dimostrare che non si fanno schifezze, queste robe qua, io ho fatto un'intera mostra fotografica di 130 fotografie alla Villa Casenobio nell'aprile scorso, fatte con questa macchina qui. Quindi questi strumenti tolgono la scusa di dire non mi posso permettere le tecnologie. Chiunque se le può permettere. Tra l'altro, fatto curioso è che io ne ho comprata una di queste in Germania a 20 euro su eBay, più 12 di spedizione, fa 32.
la porto a scuola e il giorno stesso una bidella me ne ha regalata un'altra uguale dicendo: guarda professor, sono andata dal fotografo a dire che se mi attoeva dentro per togliere una digitale, mi ha detto che potevo buttarla nelle squasse, mi dispiaceva, la vol. Ma raga, adesso con questo sistema delle donazioni io riesco ad avere a scuola una macchina fotografica a pellicola per ogni studente e facciamo le esercitazioni. Vediamo il prossimo video. Oh, che bel magazzino! Robe vecchie, caro mio, robe vecchie, ormai in disuso. Cosa sono questi? Questi sono i registratori che si usavano a quei tempi. Che sono? Tanti anni fa. Sono degli Umatic, lettori anche, registratori e lettori. Anni Praticamente 80, gli anni 80. Sono stati dismessi qui a suo tempo, che funzionavano. Hai usato queste telecamere a tubo catodico? Allora ti spiego, le telecamere le abbiamo comprate noi nel lontano 1989. Esatto. Vedi che mi ricordo bene. Te le ricordi bene? Poi? E le abbiamo usate fino a qualche 5, 6, 4, 5 anni fa. Pensa a te. Al prossimo giro mi darai anche le telecamere. Le telecamere? Sì, credo che sì. Bene. Certo che sì. Adesso c'è una robetta di là, queste telecamere però andavano attaccate Ai mixer. poi si andava a montare e mixare con questo mixer. Questa è la tastiera La console. e questi sono L'unità principale dove che si attaccavano le varie camere, quindi con il genere. Allora, se noi portiamo a scuola questo mixer qui, vieni a spiegare ai nostri alunni uno per uno cosa siano questi riprotettori. Noi vecchi di vecchio stampo conosciamo perfettamente qualsiasi presa, come funziona, come va. Allora, questo è un registratore Umatic portatile che funziona con le cassettine da 20 minuti e quindi finiti i 20 minuti bisognava mettere un'altra cassettina e dice il signor Germano Franco che funziona ancora, lo proveremo. Sì, funziona. Giacomo, santo Dio, che fa paura. I due cavalli dello scatolone per mettere sul ghiaccio. Signor Germano Franco, Mi dica. la prego per cortesia, questo che cos'è? È un libretto di istruzioni, una delle cose più importanti. Tutti quelli che hai nel tuo studio che non ti servono più, per favore mettili via. Li ho già buttati nelle immondizie. Non è possibile, non è possibile. Invece è possibile, intricavano. Allora, cassette. Uno, due, tre, via. Spingi qua. Bene. Ok. Allora, abbiamo visto donazioni. Sì, beh, Quanta intanto- roba buttiamo via che potrebbe essere utile? Sì, intanto scusate, siccome non avevo fatto il conto della scritta fissa che c'è sullo schermo, devo citare i volontari che mi hanno dato una certo. mano per E le li riprese, per il salutiamo recupero, anche. li salutiamo e quindi partiamo da Giacomo, mio figlio, Valentina Bernardi, Nicola Mattarollo e Davide Dell'Acqua, che sono tra i volontari che mi supportano in questa operazione. Abbiamo visto una delle possibili donazioni, in questo caso apparecchiature video. E perché sono così importanti? Che me ne faccio io di 9 videoregistratori Umatic degli anni 80? È fondamentale per poter recuperare gli archivi. Se io non ho le macchine che sono in grado di leggere quei formati, e parlo ovviamente sia di film sia di audio, pensate per esempio alle centinaia di registrazioni audio del Teatro Comunale che, essendo registrate sul nastro magnetico, dopo 30 anni cominciano a smagnetizzarsi. Quindi questi materiali qui è necessario e urgente recuperarli, però devo avere le macchine per leggerli. Non esistono più i pezzi di ricambio di queste macchine, quindi a me ne servono tantissime
perché se ne rompe una e la sostituisco con Ma un'altra. quanto i giovani sono attratti da queste macchine, da questa vecchia tecnologia, loro abituati ormai con questi telefonini, con questi smartphone, con questi tablet, come vediamo? All'inizio per niente. Per niente. Dopo cominciamo a vedere intanto che la storia recente la conoscono solo sui libri e attraverso questi strumenti possiamo vedere invece la storia. La fotografia è cominciata quasi 200 anni fa, il cinema più di 120 anni fa e noi la conosciamo solo sui libri. Cominciare a fargli vedere la storia letta con documenti veri, con i documentari, i film di tutte le epoche, li mette dentro una realtà completamente diversa. Ma il bello è che io non propongo questi strumenti che negli anni ho comprato e adesso spero che mi li regalino per togliere dagli archivi delle parrocchie, dei comuni, delle biblioteche, dei privati, togliere una roba da un armadio pieno di muffa e metterlo in un hard disk che andrà a finire nella muffa. Il bello su cui si appassionano i ragazzi è di montare questi servizi, fare una ricerca storica nella mia biblioteca o nella biblioteca della Fondazione Mazzotti o nella biblioteca dei nonni, farsi trasmettere la storia orale dei nonni oppure trovarla nei documenti degli archivi, confrontarla con le immagini e farla diventare un prodotto nuovo, creativo. Allora, provi a pensare, cara signora Tuzzato, io ho 65 anni, sono stato un premiato documentarista, ho messo in onda i miei video sulla RAI, anche all'estero, però ho 65 anni, io posso fare un bel documentario, ma lo faccio con la testa di uno che ormai si affaccia sulla terza età. Se invece do degli strumenti a questi ragazzi giovani, studenti dell'accademia, creativi, studenti dei licei artistici, qualsiasi ragazzo, anche, attenzione, per recuperare ragazzi che non hanno un buon rapporto con la scuola e che invece potrebbero interessarsi alla cultura attraverso questi strumenti. Ma allora perché è schiacciato livello. lei? Veniamo al nocciolo. Il Perché nocciolo. qua oggi, oltre a farci vedere, incuriosire, giocare, perché professore? Perché io non posso reggere da solo questa cosa. Questo progetto è nato tanti anni fa, anzi, permettetemi di fare un passo indietro. Allora, dal 2004 al 2006 ho insegnato all'Università di Pisa. È nato un progetto proprio di recupero di questi materiali antichi. Il progetto si sarebbe sviluppato tutto utilizzando le mie macchine perché non se ne trovavano in giro. E doveva essere fatto in Toscana con un bel finanziamento europeo. Si sviluppava su questi tre settori: recuperare le macchine, Sì. recuperare gli artigiani che le sanno riparare, che sono sempre più anziani. Cosa non da poco. Non da poco. Qui a Treviso, per esempio, abbiamo Renzo Sartori, che proprio lavora qui e che è uno dei pochi rimasti relativamente giovani che conosce queste tecnologie. Lui è il mio salvataggio quando ho le macchine che non funzionano più. Lui conosce qualsiasi macchina. Lui è un mago, lui ci mette le mani, ma queste roba deve insegnarle a quegli altri più giovani. Quindi il progetto: recuperare le macchine, insegnare a ripararle, recuperare gli archivi, quindi chi ha questi filmati che li tiri fuori prima che si distruggano, perché, ripeto, soprattutto quelli in nastro magnetico durano meno dei film e meno delle fotografie, e qui audio e video vanno recuperati, e formare giovani creativi per rimetterli in circolazione, perché recuperarli è un dovere storico, ma rimetterli in circolo è un dovere civile, perché allora io faccio formazione creativa. Ma allora lei cosa manca, professore? Manca che quella volta il progetto europeo era stato approvato, ma la fondazione bancaria che doveva mettere una parte consistente del finanziamento, nello stesso anno in cui è successo qui alla Fondazione Casamarca, ha avuto un crollo. E quindi, mancando quella parte di finanziamento, il progetto non si è potuto realizzare. E allora lei adesso cosa è in cerca di una cosa? Aspetta, quel progetto è stato ceduto a un gruppo fiammingo che l'ha realizzato e ha preso 5 milioni di euro dalla Comunità Europea per realizzarlo, perché era un progetto ritenuto di assoluta urgenza per il recupero degli archivi audiovisivi. E perché non l'ha presentato lei il progetto alla Comunità Europea, professore? Perché se la Comunità Europea ti dà un fondo, come minimo la comunità locale deve mettere un terzo.
Se scusate, il bisticcio, se la comunità locale non mette quel terzo che dice no go skei, è crisi, il progetto non si fa. Ecco là. Quindi adesso lasciamo perdere il progetto da 5 milioni di euro che comunque poi stanno rifacendo altri paesi europei e loro i finanziamenti li prendono e noi no, ma anche volendo fare una cosa piccola alla dimensione della nostra comunità, la risposta è sempre la stessa, no geskei. Allora io come singolo individuo, a parte il discorso dell'età, che spero di essere sano fino a riuscire a fare sta roba qua per qualche anno, tocca ferro, io da solo non ce la faccio, io sono un signor nessuno, cioè, io lo faccio a livello volontario così in maniera piccolissima nella mia scuola dove mi chiedono in giro, ma non posso reggere. Cioè, attualmente questo materiale, bisogna dirlo, è stato ospitato negli ultimi anni dalla provincia di Treviso nell'ex sede dell'Archivio di Stato, quindi voglio precisare, l'articolo di oggi della Tribuna erroneamente dice Coassin sfrattato dall'Archivio di Stato. I signori dell'Archivio di Stato, mi perdonino, non c'entrano niente, è un refuso del giornalista della Tribuna. Diciamo che semplicemente la provincia mi ha avvisato che a breve non sarà più disponibile l'immobile e quindi di trovarmi un'altra situazione. Ma io dove vado? Cioè, con questo patrimonio, con questo patrimonio, che è piccolo questo patrimonio, ma vi ricordo che a Treviso c'è la prima collezione italiana e seconda al mondo di grammofoni e fonografi. Sì, del maestro Sanaggiotto. Maestro Sanaggiotto. Sì. Il primo collezionista americano gli ha offerto una cifra, credo, $1 milione per portarla in America e lui si è rifiutato, ha detto no, deve restare a Treviso. C'è la seconda più grande collezione italiana di radio, c'è una delle più belle collezioni italiane di proiettori, ci sono tutte queste cose che per fare un museo dell'immagine e del suono del Novecento e non c'è una sede per farlo. Chiaramente queste cose non si fanno da sole, un po' di finanziamento ci vuole. Allora, scusa se mi dilungo, c'è questa mentalità che il finanziamento siano soldi buttati via, a parte gli sgravi fiscali per la cultura eccetera, ma che siano soldi buttati via. Io vi ricordo che all'ultimo riallestimento del Museo del Cinema di Torino si dice, non ho letto documenti ma mi dicono insomma persone informate, che siano stati spesi 10 milioni di euro. Voglio anche ricordarvi però che è uno dei musei italiani più redditizi. Cioè quando si fa un investimento su queste cose, che non sono la ripetizione di altre cose, ma territorialmente sono uniche, poi il ritorno c'è. E il ritorno c'è anche con l'attività didattica. Perciò lei adesso, questa sera, qui a Rete Veneta, ai Veneti Schiacciati, io sono schiacciato perché se non riesco a trovare una sede dei ragazzi che imparino a usare queste macchine, che sono un bene di tutti, perché sono un patrimonio, è la nostra storia, io cosa faccio? Noi siamo trasparenti, la nostra trasparenza ha fatto sì che anche quest'anno il 5 per 1000 ha superato i 107.000 euro, pensate grazie alle vostre donazioni che ci permetteranno di aiutare queste famiglie in forte disagio per mancanza di lavoro, per mancanza di salute, ma soprattutto per mancanza di soldi, perché se non ci sono questi, purtroppo questi soldi, professore come lei ha detto, la risposta è sempre ma non che skei, ma ora noi altri saremo da morire perché non che skei, perché ho riga da fare altre robe. Cosa vuol dire professore? Io non capisco niente di cinema, proprio sono un ignorante assoluto e mi piacerebbe un giorno imparare qualcosa del cinema, però una citazione cinematografica la faccio, come dice Woody Allen, meglio avere i soldi che la salute, perché cosa te ne fai della salute se non c'hai un sacco di soldi da spendere? Professore, così adesso ci lasciamo, però noi ci ritroveremo perché abbiamo bisogno di vedere gli altri due filmati. Di vedere gli altri due filmati. Ringraziamo anche il nostro ospite. Prima dell'ultimo brano vediamo l'archivio di Gabriele Coassin. Dove andiamo? Nei grandi depositi, in un posto segreto. Sì. Una panoramica dell'archivio di 40 anni di fotografia, cinema. 40 anni di fotografia e cinema qua dentro, eh? Di reperti audio e video di una certa importanza. Cassette player. Perché non si pensi che qui mancano. Qui le ultime donazioni. Ah, Saticom questa. Questa è Plumbicom, di Uscita 120.
Bella? Bella. Ah, ma qua abbiamo l'archivio audio-video. Le antiche foto, i miei reportage giovanili, quando amavo fare il fotografo, Bella questa. quando non esisteva Photoshop e si facevano i fotomontaggi lo stesso. Ah sì, in camera oscura. Ah, ascensore? Dato un altro piano. Qua ce ne sono 5. Storia di un'azienda. Storia di un'azienda. E di tutti i libri comprati in anni e anni per scrivere i documentari. E qui c'è una parte delle videocassette film, 3000 videocassette VHS. Dove siamo finiti? Reparto numero 2. Ah, il parto numero 2. Vecchi materiali di mostre antiche. Ma ne hai di spazio qua? Vecchi pezzi di lanterne magiche un po' malandate ma restaurabili. Queste tutte macchine fotografiche non funzionanti ma buone da esposizione. Le funzionanti invece sono imballate ne hai di funzionanti? E catalogate. Qua invece le videocassette che ho prodotto io in tutti questi anni. Da questo lato monitor di tutti i tipi, di tutte le qualità. Da questo lato videoregistratori non funzionanti ma riparabili per poterli utilizzare per la digitalizzazione dei vari più strampalati formati possibili immaginabili audio e video. Questi sono tesi di laurea e materiale didattico usato all'università, all'accademia, nelle varie scuole. Qualsiasi autore che è diventato famoso adesso mi dice: che miseria, quel primo lavoro da scemo che ho fatto per l'esame di Coassing, se lo avessi. È qua. È qua. Ah, beh no. Fine della fiera. Fine gita. Ascensore. Spegniamo. E con questo importantissimo archivio si chiude anche questa ultima puntata. Ringrazio soprattutto gli artisti, i direttori d'orchestra, i maestri che ci hanno aiutato a rendere più piacevole, diciamo, anche certi momenti molto brutti. E andiamo con la musica di Gilberto Giusto e il suo sax. Ciao, ciao!